Bentrovati ancora una volta, 5 Stelle in piazza, lo ricordiamo. Siamo a Porto Istan, a pochi chilometri da Murtamaria, pochissimi chilometri da Olbia. Siamo in compagnia di Angelo Calvisi, che spesso è il nostro ospite anche durante i nostri programmi invernali. Quest'oggi qui a parlare ancora di sport. So che molti dei tuoi ragazzi erano in vacanza, ma ci siamo organizzati per l'appunto per questa giornata. Sì, questo è il centro giovanile dell'Associazione Sportiva Cangiudo Olbia, che questa sera vi faranno vedere alcune delle tecniche base di questa disciplina sportiva, che è lo judo. Inizieranno ora con delle cadute di base, possono già iniziare, prego. E innanzitutto poi ringrazio te per questa ennesima prova di stima e di amicizia. Ancora una volta ci inviti alla tua trasmissione, ci fa tanto piacere, anche perché in questa maniera possiamo promuovere e pubblicizzare questa disciplina, che tra l'altro è stata la prima arte marziale a sbarcare qui in Sardegna, ma anche a Olbia naturalmente. Ecco, qui stanno proponendo delle cadute ad ostacolo, sono dei ragazzi molto promettenti, si stanno facendo molto strada nelle gare regionali e speriamo che lo facciano anche a livello nazionale in questi anni a venire. Tecnico, certo. Tecnico, adesso inizieranno, tra qualche minuto proporranno alcune tecniche in piedi, dopodiché proporranno uno Yakuso Kugeko, però stanno ancora provando delle cadute ostacolo. Ecco qui, adesso si predispongono ed eseguiranno delle tecniche in posizione retta, si scambieranno delle tecniche, prego. Intanto ti faccio una domanda, ma quanto è importante il judo, ma soprattutto quanta preparazione ci vuole anche per arrivare a questi livelli agonistici? Ma io penso che sia uno sport come tutti gli altri, nel senso che ha bisogno di tanta passione, di tanto lavoro per certo. poter poi arrivare a certi risultati. Si dà caso che questi ragazzini hanno una certa età, sono tra i 12 e i 16 anni e frequentano questo sport, alcuni anche da 8 anni. E dunque noi come associazione sportiva, avendo avuto molti nomi di grosso spessore sia a livello regionale, nazionale e internazionale, speriamo che anche questi tra qualche anno possano dire la loro e avere annoverati nella nostra società altri campioncini. Intanto so per certo che voi quest'inverno avete riscosso grandi consensi, grandi successi. Certo, la nostra associazione sportiva è conosciuta a livello internazionale perché propone nel suo calendario gare due manifestazioni importantissime internazionali, una internazionale e una no. Una è il Baby Ippon, il trofeo Baby Ippon, che quest'anno abbiamo festeggiato il 9° trofeo, ed è una delle manifestazioni a carattere giovanile più importanti, più importanti a livello regionale. E poi il 10° trofeo internazionale Judo in Action, che è arrivata alla sua 10ª edizione ed è molto importante perché vede le partecipazioni di diverse nazioni straniere, tra cui quest'anno c'è stata la francese, la serba, la rumena e l'ungherese. Questo trofeo chiaramente in Sardegna ha grosso rilievo subito dopo la fuoriuscita di trofei ben più importanti come Trofeo Sieni, Città di Alghero e il Judo Osaka. Ora come ora rimane quasi l'unica manifestazione internazionale in Sardegna e come associazione sportiva olbiese ne siamo ben fieri e stiamo già lavorando per l'11° trofeo che dovrebbe essere in programma, perlomeno dovrebbe essere già in programma per il 15 e 16 marzo se non ci saranno problemi a carattere organizzativo. Ma io ogni tanto do i comandi perché altrimenti possono... Certo. Allora, ora mi spiegherai, Angelo, cosa succederà. Siamo quasi al termine di questa esibizione. Io devo ringraziare personalmente naturalmente tutti i ragazzi, i loro genitori, ringraziare Angelo che è sempre stato come sempre a partecipare al nostro spettacolo televisivo. La televisione serve sì per proporre naturalmente spettacolo, ma anche per ricordare che lo sport è importante per il cuore, per l'animo, per il fisico. Chiaramente i tempi sono sempre ristretti per poter proporre un qualcosa di molto più vasto del judo, però ora come ora abbiamo fatto
fatto vedere qualche tecnica in piedi, ora stanno facendo un programma di lotta a terra, perché il judo si svolge in due situazioni, con la lotta in piedi e con la lotta a terra, che poi va a finire con delle immobilizzazioni senza provocare dolore, ma anche con leve articolari e soffocamenti. Dispiace perché avremmo avuto avere qualche minuto in più per far vedere qualcos'altro, però Matteo, possiamo concludere al limite con il giro finale a cerchio, prego, e così concludiamo questa Assolutamente, certo. breve esibizione. Angelo. Possiamo concludere con il cerchio e le tecniche finali, mezzo minuto e abbiamo terminato. No, ma non c'è problema, però quando riaprirete a Olbia la vostra scuola? Noi attualmente siamo chiusi per le vacanze estive, siamo chiusi già da un mese e riapriremo esattamente il 4 settembre, perché ci saranno le prime gare che sono in programma verso novembre e dunque abbiamo bisogno di alcuni mesi di preparazione, sia per quanto riguarda il lato organizzativo, perché ci sarà il 10° trofeo Baby Ippon, questo trofeo a carattere giovanile che partecipano ben 28 società della Sardegna e circa 300 atleti in gara. E dunque niente, speriamo che questo inizio stagione sia come lo scorso anno, non migliore, e siamo tutti contenti. Come sai Angelo, comunque noi portiamo fortuna, Sì, ogni volta che vince. Noi abbiamo un buon feeling sia con Radio Internazionale che con 5 Stelle, certo, perché certo. Radio Internazionale insomma fa parte della famiglia 5 Stelle e siamo ben contenti di essere i tuoi ospiti sempre. Grazie Angelo, grazie. Grazie ancora una volta. Allora, mentre intanto tiriamo via tutti insieme ragazzi, ancora una volta ringraziando e facendo l'applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato, se riusciamo a tirare via i materassini, Angelo, lo scorso anno abbiamo parlato di grandi successi. Quando riaprirà la scuola? Il 4 settembre. Quindi 4 settembre, sì. ma io ho delle possibilità, domandina, ho delle possibilità per venire, chissà, diventare un domani un grande atleta di judo? Ma non è Ho il detto fisico, che Angelo? il judo non parla solo, tanti sono convinti che il judo sia solo agonismo, il judo è anche un aspetto tecnico dove ci sono anche gli amatori, nel senso tecnico e sportivo della parola. Dunque uno può far judo finché si sente in grado di esercitarsi a fare una qualsiasi disciplina sportiva, voglio dire. Dunque può avere 80 anni, 90 anni, ma deve essere capace delle sue Ti faccio l'ultima azioni. domanda, ci sono stati i campionati mondiali di calcio da pochissimo, Sì. che credo hanno influito a livello internazionale anche nella borsa, ma poi in tutto lo sport influisce in qualche modo la vittoria di un campionato mondiale di calcio, anche se poi è un Ma altro. sicuramente fa felice tutti. Tra l'altro io sono un grande tifoso di una squadra di calcio, la Juventus, ma in questo frangente abbiamo tifato tutti per l'Italia, siamo tutti felicissimi. Per ora come ora avevamo bisogno un po' tutti di certi stimoli a livello sportivo dopo le varie vicende che si sono susseguite in questi ultimi anni. Dunque che noi facciamo judo o che ora attualmente sia l'anno del calcio, perché sicuramente porterà tantissima pubblicità e tanta promozione ai settori calcistici. Certo. Però noi cercheremo di farci spazio anche noi pian piano. Grazie Angelo. Angelo Grazie Calvisi, ancora una volta, grazie. salve.